Pronti? 1, 2, 3. Buono, il primo segnale. Vediamo, Svelto Tango. Numero 3 poi Veronese partita bene squalificato. Radenska Daghi. Numero All'esterno il 1 4 di Ramsete del Trifone Don Gal. Radenska riesce a squalificato. rientrare a Trifone Ripetiamo, Gal. numero 3 Veronese La squalifica squalificato. per Veronese, primi 200 metri passati in 15,4. Al comando Tango, Vincenzo Piscoglio, attaccato ora all'esterno dal numero 4 di Trifone Gal con Enrico Montagna che accelera. Vediamo all'esterno, è partito bene anche un Debé. Prova l'anticipo Radenska Daghi per prendere la schiena perché c'è l'errore di Tango, quindi in vantaggio Trifone Gal su un Debé Radenska Daghi. Poi Numero 2 Tango squalificato. Vediamo avanzare all'esterno, ci sembra Marco Stefani con Vlakav Lux. Intanto i 600 vanno via in 45,6. Trifone Gal risponde all'attacco di Vlakav Lux che però insiste. Poi un Debé secondo alla corda, passa alla fine Vlakav Lux dopo un primo giro sollecito in 1 minuto e 2 decimi. Vediamo Vicky Lakshmi avanzare al largo, poi c'è anche il 7 di Urbe del Ronco. Intanto Václav Lux in piena spinta arriva al paletto dei 600 metri, cioè del chilometro, scusate, in 1.15.2, il primo chilometro, quindi sempre Trifone Gal, seconda posizione su Vicky Lakshmi all'esterno pedinato da Urbe del Ronco, poi un Debé e Radenska Daghi che ora hanno il problema di Trifone Gal che sembra perdere qualche battuta. Poi vediamo all'esterno anche il 6 di Sheridan Treb. Siamo sulla penultima curva con Vicky Lakshmi che va all'esterno del numero 5 di Václav Lux, gruppo compatto alle loro spalle con Trifone Gal in difficoltà, Radenska Daghi che sposta all'esterno. Intanto vediamo avanzare anche, ci sembra, Intanto numero 12 di Vicky Lakshmi dà un severo attacco e passa al comando su Václav Lux, quindi in vantaggio. Poi avanza anche Vanvitelli, era proprio Vanvitelli con Roberto Vecchione che ora va a aggredire Vicky Lakshmi. Poi ci sono gli altri in lotta, siamo a 200 metri dalla conclusione con Vanvitelli che attacca ma è già sul punto di poter passare Vicky Lakshmi. Poi lotta fra gli altri per le piazze, Vanvitelli viene a dominare su Vicky Lakshmi, mentre per il terzo posto un Debé tiene a bada Paccia dei Greppi e il 7 di Urbe del Ronco. Alla fine ha vinto il favorito Vanvitelli, Roberto Vecchione al doppio in giornata, sempre per Holger Ehlert, la quota in chiusura da favorito di 1,69, mentre rivediamo la lotta per le piazze. Al secondo è il numero, quindi al primo il 14 di Vanvitelli, al secondo il 12 di Vicky Lakshmi, al terzo il 9 di un Debé, al quarto il 13 di Paccia dei Greppi, mentre per il quinto rivediamo, ci è sembrato il numero 7, sì, il numero 7 di Urbe del Ronco. È tutto per la giornata di oggi all'ippodromo Arcoveggio di Bologna. I prossimi appuntamenti sono per domenica 5 e lunedì 6, giorno del Gran Premio della Vittoria.